Beh, è stata una bellissima esperienza rendersi conto cosa c'è dietro. Cioè, molte volte si vede, cioè, molte volte non si vedono neanche i titoli di coda, però quando li guardi vedi che c'è veramente tanta gente, però sei lì che non ci credi neanche. E lì, quando siamo stati sul set, effettivamente ognuno serviva, quindi è stata anche una bella collaborazione, cioè ognuno effettivamente aveva il suo compito e poi sono state anche le masterclass, cioè prima sono state le masterclass e anche lì ti sei reso conto che magari un qualcosa che vedevi distante, magari anche il cinema, il regista, la sceneggiatura, sembrava distante, che non fosse magari possibile. E invece effettivamente abbiamo toccato con mano dei professionisti che ci hanno spiegato l'arte del cinema e caspita, cioè qualcosa che si può fare, ragazzi. Si può fare, vuoi fare un film, lo puoi fare. E quindi insomma, grazie, è stato veramente qualcosa che ha aperto. Will you guys just slow it down and make it funky? Buonasera a tutti, iniziamo il nostro discorso. Bellissimo. Il nostro Applauso. Applausi, bellissimo. Terzo appuntamento. quelli prima cosa abbiamo visto nei primi appuntamenti? Ti ricordi? Dedalo. Non credo in niente. Ok, grazie. Giustissimo. Grazie. Ok. Non sono stato obbligato. No. Però è stato suggerito, È stato forse. Come facciamo adesso? Che si dice? Iniziamo le danze. Ok, momento serietà adesso. Ok. Si fa per dire. No, tienilo pure se vuoi. Ah, ok, beh, ce lo passiamo. Tanto... Stampato in 3D. Ok, da Luca o la sorella di Luca o il fratello di Luca. Complimenti. Molto... Riporterà. Ok, allora, grazie di nuovo a tutti per essere qui anche per il dibattito, Esatto. ci fa molto piacere. Come abbiamo conosciuto, perché questo mese siamo partiti a dire come abbiamo conosciuto il film, Esatto, i corti, partiamo- o il documentario che abbiamo presentato. Come l'abbiamo conosciuto? Questa è una piccola deviazione di percorso che però ci piace fare. Come ha detto Paola prima, però è sempre bello ripetere, noi ci siamo conosciuti 2 anni fa per un progetto al Cinema Edera che... Siamo bimbi. Siamo figli del Cinema Edera. E ve lo consigliamo tantissimo. Se... Penso uno dei migliori, forse il miglior cinema in miglior Veneto. cinema in Veneto. Si può dire? Diciamo. In Veneto. Sì. A Pordenone, non lo so. Attenzione. Pordenone per un progetto che era, diciamo, una sorta di Gen Z. Un proto Gen Z. Da cui ci siamo portati a casa molte belle cose, molte belle persone e poi è stato, diciamo, vabbè, non vi annoieremo con questa storia, ma poi ora ci troviamo qui, no? Quindi è bello. Quindi siamo venuti a sapere di questa cosa che hanno fatto loro. Invece con il... Vuoi venire qui, Carlo? Ok. No, tu stai qui, ti prego. Invece con il loro corto abbiamo conosciuto Marco Zuin, che è un regista che ha collaborato appunto come figura tecnica per il cortometraggio, ma ora ci sapranno dire meglio questi bellissimi ragazzi, bravissimi. Vabbè, qui sta andando tutto un po' così. Scusate, abbiamo il momento, il momento fiori. presente, Ok, momento fiori a fiori. Fiori Dario Lo ci offre sponsor gentilmente questi bellissimi mazzi. Un applauso, ragazzi. Un applauso, grazie. Per gli ospiti. Ok, un riconoscimento, quindi grazie. Loro sono Edoardo e Michael, anche 2 membri di Gen Z. E Alice Mazzarioli. No, le stavo dicendo, loro sono Edoardo e Michael.
E lei è Alice Mazzarioli, che vedete lì. Ok. Vieni anche tu. No. Ok. Allora partiamo subito con le domande dal pubblico. Perché non vi togliamo altro tempo. Tutte le curiosità vi saranno svelate. Poi ovviamente da queste due fazioni ci faremo anche un po' raccontare il progetto, come è nato e soprattutto come si coinvolge una sorta di... cioè come si coinvolgono i giovanissimi al mondo del cinema e alla didattica, che poi è molto diversa dalle cose che abbiamo visto i venerdì scorsi. Però è un modo per iniziare che, ad esempio, diciamo, noi non abbiamo avuto, penso che nessuno abbia avuto prima di questi ragazzi qua. Cioè è una cosa molto nuova di questo progetto. Non lo so, partiamo forse da questo? Sì. Partiamo da questo. Io non ne so molto, quindi passo la parola a chi vuole di voi, se volete... non lo so. C'erano esperienze prima. Una breve storia della didattica dell'audiovisivo. Grazie. Beh, allora mi viene da dire che anch'io, in effetti, pensando alla mia scuola di quando ero studente, dico quello che avete detto voi, magari aver avuto anch'io delle cose di questo tipo. E comunque, in realtà, come rete di queste 4 scuole di Treviso, che in una fase sono state anche 3 o 5, insomma, avevamo già fatto dei progetti, altri 2, uno con il Sole Luna Doc Film Festival, ed era una giuria della scuola, sempre appunto 3, 4 5 a seconda degli anni scuole, e comunque sempre Palladio e Mazzotti c'erano, e c'erano studenti e docenti insieme in questa giuria che valutava i film di una delle sezioni, quella sul viaggio, sì, del festival del Sole Luna Doc Film Festival. E questa era un'esperienza. E poi abbiamo fatto per 2 anni Pane e Cinema con l'associazione Vincenzoni, che era un progetto di scrittura, però poi il secondo anno, perché il primo poi ha avuto la pandemia a un certo punto, quindi niente, e il secondo anno invece con il Palladio il soggetto, diciamo, premiato da una giuria in cui c'erano Doriana Leondef, Marco Pettanello e Alessandro Padovani, ha avuto con il Palladio, Giovanni, Gaia, eccetera, il cortometraggio, insomma, sì. Ok? E quindi questa sarebbe la terza esperienza più o meno della stessa rete. Ecco, diciamo c'era stato il liceo artistico anche nelle precedenti, qua no, però più o meno, insomma, le scuole queste. Quindi ecco, un pochino di progresso c'era, però questa è stata una cosa più grande, perché insomma anche con il progetto CIPS, che è lo stesso, appunto, gli stessi bandi, insomma, c'era anche la possibilità di fare più cose con ospiti, con formatori, con tante persone. Ok, grazie. Che bello. Magari. No, magari. Sì, cioè, al Brocchi di Bassano del Grappa non c'erano occasioni del genere, purtroppo. È venuto Dennis Lotto a fare lezioni di cinema. Dennis Brotto. Dennis Brotto. No! Atteggiamento servile, strap. No. Strap. Va bene. Ok. Questa è Alice Mazzarioli. Ecco l'highlight della puntata. Ma non c'era il cartello con scritto qui c'era molecola? No. Scusa. È quel che resta della molecola. Vabbè, però Ok. è stato sfanto anche È il bello sul- della diretta, sul- ok. Vado a pulire. Ma Ho dei fazzoletti. anch'io se vuoi. No. Ok, Vabbè. piccolo break. No, per- ma che piccolo bello. Applausi. Abbiamo dei fazzoletti. Sì, vabbè. Questo non fa, questo lo metto qui. Va bene. Per fortuna non c'era. È successo veramente. Prima o poi l'atteggiamento servile non manca. Va bene, però noi comunque possiamo anche continuare in show questo must go momento. on, The show must go andiamo on. Vai. Antonello che è riuscito a coordinare cioè è riuscito a collegare i microfoni con i quali registriamo Più. agli speakers. Cioè, una cosa che non Applauso per Luca, che non è in sala, tra l'altro. Siamo. Sì. C'è l'interno, esatto, è questo e questo è la parte sopra e lì c'è la camera. Beh, ok, direi che se. Sì, ok. Se siete d'accordo, È successo. possiamo con le cartoline. Ok. Ops, qualcuna sia un attimo. È una firma. Torniamo a noi. È un Piero Manzoni in diretta, no? Torniamo a noi. Possiamo fare chiedere se c'è qualche domanda, qualche curiosità? Io vorrei. O- C'è una domanda lì? Sì, sì. no, vabbè, partiamo subito. Io avevo una domanda, ma me la tengo perché. Ok. Si fa così. Ma se poi qualcuno di voi ha una domanda, alza la mano. Allora, io so che Hermes ha una domanda per Giovanni.
domanda per Giovanni, voi? Giovanni? È lui Giovanni. Non so chi è Giovanni. Com'è stata l'esperienza? Com'è stata l'esperienza? È un po' generica. È una domanda. Allora, posso, mi collego a una domanda. Questo registra. Sì, questo registra e amplifica. E amplifica. Incredibile. L'assenza di Luca mi rincuora. No, mi collego anche a una domanda. Una delle, diciamo, al di là dell'aspetto cinematografico, noi ci siamo resi conto che una delle cose importanti comunque che il progetto ha consentito di fare è stata anche di creare un gruppo tra ragazzi e una relazione con un gruppo di studenti, e quindi in un certo senso il cinema è stato non solo un fine ma anche un mezzo, e dal confronto anche con altri progetti simili che ci è capitato di avere negli ultimi mesi in varie zone d'Italia, abbiamo visto che questa è stata un po', insomma, una costante, e a volte magari fatica a venire fuori perché si vede il film, si parla insomma dell'insegnamento del cinema, eccetera eccetera, e però c'è stata anche questa componente, almeno nel nostro caso, che è stata importante, anche un po' inaspettata per noi, perché non ce l'eravamo posti come obiettivo all'inizio, è successo semplicemente, e quindi ero curioso di sapere se anche nel vostro caso c'è stata una dinamica simile, eventualmente se insomma a cosa ha portato, ecco. Beh, io penso sia un aspetto che peraltro abbiamo anche sottolineato in altre occasioni, insomma, questo. Credo che il valore di un'esperienza come questa stia soprattutto nel processo, cioè in tutto quello che poi alla fine non si vede nel risultato finale, ma che ha un valore dal punto di vista educativo, formativo, insomma, straordinario dal nostro punto di vista. Soprattutto perché, ma questo vale più ancora nel vostro caso, perché sono progetti che mettono in rete scuole e studenti che appartengono a percorsi scolastici diversi, che hanno profili diversissimi, e che questa diventa scusate, l'occasione per metterli in contatto, per creare relazioni, per, come dire, fare amicizie anche, no? Quindi appunto lo strumento del cinema diventa poi uno strumento che apre anche orizzonti completamente diversi rispetto a quello che è la finalità, che è quella poi di produrre il corto, insomma. E quindi sì, questo è una cosa che abbiamo rilevato noi, ma che poi è emersa anche da un feedback che i ragazzi stessi ci hanno restituito. Noi abbiamo fatto anche questa esperienza a Torino, bellissima, no? Con un gruppo di ragazzi, appunto, che hanno vissuto questi 3 giorni che abbiamo passato a Torino in occasione adesso mi sfugge anche sotto 18, esatto. E quindi sì, è stato un momento proprio di coesione, di gruppo, di condivisione anche con noi poi, perché c'è anche questo aspetto bello, no? Perché esce anche l'umanità non solo tra i ragazzi, ma anche con noi, con me che non sono più un ragazzo. Paola lo è ancora. Sì, tra l'altro diciamo sta cosa che ci siamo... Beh, allora intanto che il loro cortometraggio ha vinto proprio il sotto 18, quindi veramente super applauso e complimenti. Ma la cosa buffa è che ci siamo incontrati a Milano nel cambio, ti ricordi? Che noi stavamo tornando da Torino, voi stavate andando, così insomma è stato bello, dopo abbiamo visto appunto. Ma sì, no, forse magari, visto che stiamo parlando di loro, ma ce li abbiamo anche qua, se volete dire qualcosa voi sul processo, su cos'è stata questa esperienza, insomma, al di là anche a livello cinematografico, ma non solo, insomma, anche... Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Un applauso. Mi tocca sempre rompere il ghiaccio, però non sono tanto bravo, lo ammetto. È stata un'esperienza molto bella, devo dire, molto molto bella. Sono state 3 settimane intense in cui abbiamo iniziato con Hermes e Marco,
che hanno iniziato a venire nelle nostre aule, abbiamo iniziato a vedere qualche film e ci hanno spiegato un po' le basi del cinema. Dopo hanno proposto questo progetto che all'inizio abbiamo detto, vabbè dai, sarà un progetto così, base, normale, cioè che inutile, niente di che, una cavolata per non dire altro. No, hanno detto no parolacce, no bestemmie, io... Una delle tue idee, uguale. Bene, ok, grazie. Ho perso il filo del discorso. Applausi? Cioè, non pensavamo fosse un progetto così grosso, comunque abbiamo vinto anche un Sotto 18 Film Festival, che comunque è un gran festival. Siamo andati alla Mostra di Venezia, siamo venuti qui soprattutto. Applausi a Generazione Z, grazie. Facciamo prima i ringraziamenti all'inizio. Dobbiamo andare a Rimini. E quindi all'inizio di questo progetto non si pensava fosse una roba così grossa. E quindi ho pensato, vabbè dai, saltiamo una settimana di scuola, perché comunque è bello saltare la scuola. E invece è stata proprio un'esperienza molto bella. Abbiamo iniziato con le masterclass, eravamo una quindicina a sceneggiatura, io e Giorgia abbiamo fatto sceneggiatura. E dopo mi piaceva e mi sentivo molto integrato sul gruppo, comunque io ho dato il nome di Giovanni, lei mi sembra Caterina. No, quello era Dario. E Gregorio invece l'ha dato sempre Dario. E mi sono trovato molto all'interno di questo gruppo, siamo andati avanti, ci hanno selezionato comunque, grazie, ci hanno selezionato a me, Giorgia e Dario per finire e cercare di dare un fine a questa sceneggiatura. E alla fine abbiamo fatto un bel lavoretto, dai, siamo sempre umili. E niente, comunque, scusate. Passo la parola. Bene. Mi si usa il microfono. Mi senti? Buonasera. Volevo aggiungere a quello che ha detto Cesare il fatto che come sceneggiatori si pensa, più che altro non viene dato tanto credito se non si conosce il mondo del cinema, e infatti magari c'è chi diceva che non facevamo niente nel mentre del set, il che non era vero, perché dovevamo essere sempre alla mano, pronti a dover fare qualcosa, intervenire con gli attori se avevano qualche problema con le battute, il che era impegnativo da un certo punto di vista, e anche perché c'è stato anche qualche problema con il meteo, che abbiamo girato a maggio, però ci stava tirando un po' così e quindi abbiamo dovuto fare un secondo copione, una seconda storia collegata. Che non abbiamo mai usato. Esatto, però ci ha occupato anche del tempo durante le giornate di preparazione e riprese. E niente, questo per adesso. Vuoi aggiungere qualcosa tu? Niente, Hermes? No, però io ho una cosa che mi interessa molto sapere, e poi, no, in realtà se qualcuno vuole può alzare la mano anche mentre stiamo parlando, noi, cioè, ci potete pure interrompere, però una cosa che come? Ah, ok, scusa. Perché comunque voi, cioè, con questo progetto siete entrati appunto in queste classi e avete fatto una sorta di introduzione, no, a quello che è il mondo del cinema, sia a livello tecnico, come hanno detto loro, ma anche penso a livello di cultura cinematografica. Quindi volevo sapere da loro com'era la vostra cultura, la vostra conoscenza prima e dopo, come è cambiata, e soprattutto a voi, ma anche a Hermes, come si fa a creare questa strada, diciamo, per i ragazzi, perché ad esempio, sempre tornando a noi, ma penso anche voi, ma tutti, si ha un percorso da autodidatti, e comunque che guardi tutto quello che trovi, guardi quello che ti dicono i tuoi amici e poi ti fai tu, no, il tuo
il tuo filtro e vai avanti così. Invece, appunto, voi avete potuto fare un filtro a loro. E come si fa in questi casi? Con che criterio e con che visione? Allora, dopo magari integri. Noi abbiamo creato un gruppo misto, nel senso che ci siamo rivolti alle terze e alle quarte sapendo che era comunque biennale, perché la graduatoria dell'associazione era uscita prima, invece quella delle scuole è uscita proprio all'ultimo momento, vale a dire a fine di novembre del 2022, per cui tante scuole hanno lavorato comunque entro la fine dell'anno scolastico 2022-2023, vale a dire nella primavera 2023, invece noi, avendo un progetto abbastanza ampio, abbiamo previsto le 2 fasi, una nella primavera e una nell'autunno, per cui abbiamo pensato di rivolgerci alle terze e alle quarte in modo che l'anno dopo, cioè questo, fossero quarte e quinte, insomma i ragazzi fossero ancora a scuola. E abbiamo creato un gruppo misto volontario rivolgendosi a queste classi nelle 4 scuole, per cui la cosa carina era anche non solo 4 scuole diverse insieme, anche con indirizzi diversi, ma anche proprio ragazzi, non una classe o 2 classi, ma misti. Ecco, dopodiché abbiamo fatto un incontro introduttivo in cui abbiamo un po' raccontato cosa saremmo andati a fare, ho mostrato dei pezzetti di Fablesman che era appena uscito, così per un po' invogliarli, un po' il discorso della passione, e poi hanno scelto loro, la parte teorica è stata comune e l'ha fatta Andrea Mura, e poi i laboratori, appunto come si diceva, li hanno scelti loro, ognuno secondo le sue propensioni, e poi ci sono state altre parti in comune, insomma, ecco. Non so se ho proprio risposto, non so se Giovanni vuoi... No, vabbè, questo è stato, insomma, poi non è semplice naturalmente, soprattutto per chi, come facevate notare voi, non ha una formazione specifica, no? Forse nella rete la nostra scuola è quella che fa un percorso che in qualche modo è affine a questo tipo di lavoro. Perché c'è un po' questa cosa un po' strana, no? Nel senso che il cinema, l'audiovisivo, la serie televisiva, eccetera, sono linguaggi che i ragazzi conoscono bene perché li vedono, li usano, anche nelle forme, come dire, più semplici, quelle che passano attraverso il telefono. Però appunto essere fruitori è una cosa e poi essere produttori di quella roba lì è molto diverso, no? E non è semplice quando lo fai in tempi così contratti, no? Poi io sottolineo questa cosa, è come dire, mettere le mani in pasta poi che ti fa capire molto, no? Quindi anche tutta la fase produttiva diventa il modo attraverso il quale poi loro anche collegano quello che hanno sentito prima di fare, e che fa capire loro, insomma, poi come si fa concretamente, no? La cosa interessante poi è che abbiamo rilevato anche con il gruppo di scrittura è come loro sappiano, come dire, scrivere in funzione di quello che poi diventa un racconto fatto con le immagini, no? Che è ben diverso dallo scrivere, non so, il tema di italiano o il saggio, insomma, quello che normalmente resta, come dire, che resta dentro al linguaggio verbale, insomma, no? E questo è l'aspetto bello, Sì, è che un po' come dicevi prima, non si aspettavano che dietro ci fosse tutto questo lavoro, dietro un'opera di finzione, mentre nel documentario sono più altra cosa, proprio diverso, sono caduti dentro a questa proposta che in realtà abbiamo fatto noi perché i tempi erano strettissimi, sulla base dell'incontro di Giovanni con un fotografo, sì. E vabbè, insomma, comunque se volete ne parliamo, se no passo, ma insomma lì abbiamo proposto noi e avevamo anche paura che i ragazzi non ci stessero, invece addirittura poi si sono coinvolti di più, ma in un modo diverso, è proprio stato un immergersi in quella realtà del quartiere che abbiamo filmato e delle persone soprattutto con cui abbiamo parlato, ecco. San Liberale, periferia di Treviso. Ok, grazie. E per voi invece ragazzi com'è stato, com'era prima
di fare questi incontri, le masterclass e poi dopo... Beh, vicino ai microfoni così parlate tutti se volete. Parlate uno sopra l'altro. Allora, io in particolare conoscevo già le tecniche del cinema, però grazie a queste masterclass e gli incontri iniziali ho imparato molto più di teoria, diciamo, del cinema. E in più con la masterclass fatta da Matteo Calore, un direttore della fotografia italiano di documentari, ho imparato molto a utilizzare una macchina cinematografica, nel senso che a tutti a turno, quelli che hanno fatto la masterclass di direzione fotografia, ha fatto tenere in spalla una macchina da 100.000 euro. È stata un'esperienza davvero emozionante. Sì, decisamente. E questo sì, mi ha cambiato, nel senso che dopo mi ha fatto capire che volevo proprio prendere questa strada. Infatti adesso punto a diventare un direttore della fotografia come questa masterclass, ecco. Applausi. Beh, è stata una bellissima esperienza rendersi conto cosa c'è dietro. Cioè, molte volte molte volte non si vedono neanche i titoli di coda, però quando li guardi vedi che c'è veramente tanta gente, però sei lì che non ci credi neanche. E lì, quando siamo stati sul set, effettivamente ognuno serviva, quindi è stata anche una bella collaborazione, cioè ognuno effettivamente aveva il suo compito. E poi sono state anche le masterclass, cioè prima sono state le masterclass, e anche lì ti sei reso conto che magari un qualcosa che vedevi distante, magari anche il cinema, il regista, la sceneggiatura, sembrava distante, che non fosse magari possibile. E invece effettivamente abbiamo toccato con mano dei professionisti che ci hanno spiegato l'arte del cinema e caspita, cioè qualcosa che si può fare, ragazzi, si può fare. Vuoi fare un film? Lo puoi fare. E quindi insomma grazie, è stato veramente qualcosa che ha aperto, cioè è stato veramente bello. Applausi. Applausi. No, è sempre bello chiedere gli applausi. E invece volevo dire che io sono un grande fan del cinema, vado matto per i film Marvel perché mi piacciono un sacco. Infatti adesso ho iniziato un corso di computer grafiche 3D apposta per andare magari in un futuro lontano, fare Hulk, Iron Man, però è tanta roba. Hai fatto i robottini? Ho fatto dei robottini, belli. E facendo il corso di sceneggiatura comunque ho imparato a scrivere colpi di scena, buchi di trama, misteri, si vede un po'. E nulla. E il plot twist, esatto. Un altro applauso. No, dai, volevo chiederlo alla fine. Mi ha rubato il ruolo. Dai, basta una. Eccolo lì. Allora, una domanda per voi. Volevo chiedervi, per fare un corto di 6 minuti, non ricordo se è già stato detto, ma quanto tempo ci avete messo? E suggerito quant'è l'importo? Se si può dire. Ah, scherzavo. No, perché dopo ho un'altra domanda anche per loro. Tienilo pure. Ok, a chi lo devo passare il microfono? Scusate, Giovanni, ok. Puoi rispondere anche tu. Allora, l'abbiamo girato. Allora, per scriverlo ci abbiamo messo un po'. Sì. Per scriverlo ci abbiamo messo un po'. Per tre foglie idea giusta. Per girarlo ci abbiamo messo 3 giorni, dalle 9 del mattino alle 4 del pomeriggio.
è tutto girato, quasi tutto dentro una stanza, è un corridoio sostanzialmente, quello che si vede. La cosa che mi sembra interessante per certi aspetti, per chi appunto non ha l'esperienza del set, è questa. Tu sei in una stanza e la luce del sole entra dalle finestre. E nel momento in cui la luce del sole entra dalle finestre e tu devi girare in 3 giorni una cosa che si sviluppa nel tempo cinematografico, raccontato dal film in 5 minuti, diciamo così che quello che avete visto si potrebbe svolgere in mezz'ora, grosso modo. Ma se tu lo giri in 3 giorni, durante la giornata, il sole gira e la luce cambia. E per cui il set ti costringe a privarti della luce del sole e costruire una luce artificiale che sia sempre la stessa, perché naturalmente se il tempo non passa la luce non gira nella realtà, no? E questo ti fa capire la differenza tra la finzione e la realtà, in qualche modo, no? E tutto questo naturalmente comporta lavoro, perché devi mascherare la luce del sole che arriva dalle finestre, perché devi collocare le luci nel modo giusto, in modo tale che sembrino la luce del sole che entra dalla finestra, no? E quindi tutta una serie di dispositivi, no? che tu metti in atto per rendere credibile qualcosa che non può sfruttare la realtà com'è, ma tu la devi in qualche modo costruire. È paradossale in un certo senso, no? La credibilità la costruisci, ecco, perché altrimenti non sarebbe credibile. Tra l'altro, ok, adesso non vogliamo inflazionare gli applausi, però applauso per Giorgia che domani ha interrogazioni di filosofia su Cartesio, cioè ragazzi, 4ª e 5ª superiore, cioè noi siamo già in un'altra fase della vita e no, colgo l'assist a parte gli scherzi dell'applauso per chiedere a te, perché prima ci siamo un attimo persi. No pressione però. No, per chiedere com'era la tua conoscenza, l'approccio al cinema. No, anche perché Hermes ha un che ricorda Cartesio, ma vabbè, questo è un altro paio di maniche. No, chiedere com'era il tuo approccio al cinema, quello che sapevi, quello che non sapevi, com'è stato prima delle lezioni delle masterclass. E aggiungo com'è lavorare in gruppo per fare una sceneggiatura. Esatto, un conto è farla da sé, un conto è farla con un team. Esattamente. Il tuo spagnolo? Allora, beh, la mia esperienza con il cinema, c'è una storia lunga che ci terrei a dire, anche perché Hermes qui presente ho scritto una lettera per potermi candidare a poter lavorare a questo progetto, che a quanto pare è stata, come dire, apprezzata, perché mio papà ha avuto 2 videoteche, che insieme all'informatica il cinema era una sua altra passione, e lo è ancora, e perciò mi ha cresciuto con il cinema in tutti i punti di vista, quindi la commedia, l'azione, i thriller, tutto. E quindi conoscenza del cinema era un po' superficiale alla trama, a vedere insomma il film com'era e un po' i pilastri insomma della cinematografia. Però sì, di tecnico non avevo niente. Però questa cosa dell'aver scelto la sceneggiatura era perché dalla mia parte invece la mia passione è sempre stata un po' la letteratura e la scrittura. Perciò ho combinato queste 2 cose e ritornando un po' alla domanda, sì, è cambiato completamente perché anche adesso, tuttora guardando un film, ti accorgi di più cose, il che sì, ti apre un po' di più la mente. Questo. E l'altra domanda qual era che ho dimenticato? Ok. Sì, più che altro la bozza del copione è stata scritta nell'intera masterclass, quindi quei 2 giorni che abbiamo fatto. E quindi c'erano più persone. Poi siamo andati avanti con chi è stato scelto, cioè noi 3. E lavorare in gruppo
abbiamo avuto un po' di modifiche continue, che infatti sì, a parte il piano B, Marco, il nostro regista, che ci faceva cambiare le battute, per poi dire sì, vanno bene, poi le cambiava lui di nuovo. E quindi sì, lavorare in gruppo è stato, fortunatamente ci siamo trovati bene. Forse gli autoregisti, ma non ve l'ha mai detto. Chi è stato? Siamo un vaso di Pandora, grazie a lei. E beh sì, siamo stati fortunati almeno ad aver trovato 3 persone diverse, con caratteri diversi e creativi. Quindi, hai da dire qualcosa? Beh, si vede molto bene comunque anche nel cortometraggio, ci sono 4 lingue diverse, c'è lo spagnolo con l'aiuto di Giorgia, e anche il traduttore ovviamente perché non è che sia madrelingua. Poi abbiamo usato il dialetto veneto, molto bello, mi è piaciuto un sacco scrivere quelle battute là, mi sono divertito troppo. E beh, l'italiano lo sappiamo tutti. Però ci sono stati tanti problemi anche tipo ad esempio col dialetto veneto perché ad esempio l'attore nella scena sì, vabbè, era di Vittorio Veneto quindi aveva un accento diverso tipo nella scena vara qua sti moretti che imparà a cucinare una bestia attaccata a un pal e io avevo scritto il pal e quindi c'era un attimo di però ce l'abbiamo fatta comunque, è stato super bravo anche lui perché pensavo che magari era un dialetto magari pensavo fosse tipo un dialetto veneto un po' troppo recitato, ma invece è stato molto spontaneo. Anche lo spagnolo, alcune battute sono un po' finte, quasi forzate, però comunque è venuto molto bene, sono molto soddisfatto del risultato. Sì, mi ha detto. Sì, mi fa che i suoi genitori sono spagnoli e loro parlano così, quindi io sto qui. Esatto. Grazie. Applausi. Sì, volevo aggiungere riguardo infatti all'aver scritto in dialetto. Diciamo, una cosa a cui tenevo anche per infatti il territorio e anche perché certi dialetti non vengono, come dire, vengono visti come troppo volgari, il che secondo me non dovrebbe essere perché è un fatto di cultura. E quindi aver aggiunto questo elemento era importante almeno anche un po' per tutto il progetto. Sì, che poi ho trovato interessante il fatto che comunque è stato inserito in un progetto giovane. Di solito tutta la parte dialettale, culturale della zona, del contesto in cui si localizza un corto, un film, di solito viene valorizzata più da, non si offendono, persone di una certa età, mettiamolo così. E quindi super apprezzato, nel senso, portiamo avanti la cultura, non vediamo i dialetti come volgari, anche se a volte effettivamente in certi contesti, tipo il bar sport è un altro contesto, però qui ci stava benissimo, insomma, anche quest'idea di prendere un uomo un po' fuori dal tempo, letteralmente, e di metterlo in un contesto moderno e farlo parlare effettivamente l'unica lingua che conosceva è stato veramente azzeccato. Bello, mi è piaciuto molto. Grazie. A qualcun altro è piaciuto? Oh là. Alzate un'alzata di mano? No, prima dell'applauso, un'alzata di mano. A chi sono... perché di solito lo facciamo. Eccoci qua. Grazie. Avete anche altre domande? Eccoci qua. No, ma striscio umilmente per arrivare qui. Grazie. Ma perché un garibaldino? Allora, quel posto lì è un vecchio cimitero di Montebelluna in cui abbiamo era un po' in una forma di degrado. All'interno di questo cinema al centro c'è una casetta in cui lì era pieno di sporcizia, depradato, scusatemi il termine, scusate il termine, e pieno di graffiti, sporcizia, era proprio un postaccio in cui andava brutta gente. Noi l'abbiamo proposto, Hermes ce l'ha proposto, abbiamo deciso di usare questo posto e l'idea del garibaldino invece è stata di Dario, l'altro sceneggiatore, e abbiamo deciso semplicemente il garibaldino perché era antico e poteva usare il Veneto. Non so la storia bene.
Sì, c'è anche in realtà un motivo che riguarda quel cimitero, perché c'è una lapide lungo il muro dedicata a una persona, un avvocato originario di Montebelluna, che era partito effettivamente per la spedizione dei 1000, ha combattuto e poi in realtà non è morto, per cui insomma, poi c'è stato, diciamo, quello è stato il punto di partenza. È stato il punto di partenza, e poi ovviamente anche la vicenda biografica di questo personaggio è stata un po' romanzata, ecco. Però aveva colpito molto quella lapide, quindi si è scelto insomma di prendere spunto da lì. Grazie mille, comunque siete bravi. Perché prima avete fatto quest'assist del piano B, e se la pioggia, qual era il piano B di sceneggiatura in caso di maltempo? Se si può dire, ovviamente. Esatto, non lo sapremo mai, ma speriamo di saperlo. C'era un po' di incertezza sul meteo, perché si pensava piovesse, non piovesse. Allora abbiamo chiamato l'aeronautica per darci un aiuto, e per fortuna ci ha detto che comunque non pioveva. Però noi avevamo comunque preparato un piano B, in cui i ragazzi si trovavano in questo museo. C'era comunque la forma del garibaldino che usciva da una teca di vetro, sempre con la storia dell'orologio, che era attivato da un rompiballe che tocca tutto. Però alla fine, dai, abbiamo usato comunque la sceneggiatura A, che era tanto meglio. Perché comunque la sceneggiatura B l'avevamo scritta in 2 giorni. Sì, 2 giorni. Dire qualcosa? No, non lo so. Ho perso il discorso. Io avevo un'altra domanda che però posso posporre se qualcuno vuole farla sempre. Vuoi? Ok. Però se vuoi puoi farla tu prima, perché io ne ho già fatta una. Ma anche tu ne hai fatta una, quindi. Vabbè, non è un problema, noi siamo qui. Posso fare una parentesi che apro e chiudo in un minuto? Shout out all'aeronautica militare e al loro sito, perché Carlo, ti prego, dillo tu il motivo. Cioè, sono affidabilissimi. Cioè... Non lo sanno neanche loro, per la verità. Io lavoro per... Diciamo d'estate Plot twist. Lavoro per Opera Estate a Bassano, e ogni sera mi capita, per motivi di lavoro, di sentire, cioè quando sono lì e lavoro lì, mi capita di chiamare Istrana ogni sera per capire se debba piovere o non piovere. E non lo sanno mai con assoluta certezza, per cui non diciamo quello che poi viene. Siamo viene sempre detto. nell'ambito delle ipotesi. Shout out per estate soprattutto. Terzo festival in Italia. Terzo festival in Italia. Ok, tu l'hai già fatto. No, sì, ho altre curiosità, anche io le posporrò, però, esatto. Ma le abbiamo detto, vabbè, se non vogliono, non lo facciamo noi. Cioè, che problema c'è? È vero, facciamo la domanda. 5 secondi per alzare la mano. No, non... Ok, una mano alzata, vai Edo. Oh my god. Ne è servito uno, tipo. Allora, io vorrei sapere se avete saltato delle interrogazioni per fare le riprese. E quali? Allora, quante? Io ero in quinta superiore l'anno scorso e ho partecipato al cortometraggio. E sì, ho saltato un'importante verifica di matematica, non l'ho più rifatta. Facevo schifo in matematica. Scusate, saluto la mia prof. Ciao, ciao. E poi invece volevo saltare una verifica di inglese, perché anche in inglese non sono tanto ferrato. Però il prof ha voluto insistere, mi ha tenuto in classe e dopo sono scappato via e sono andato a fare il cortometraggio. E com'è andata? Malissimo. Perfetto. Penso 3,5, 4. Matematica ero sempre sotto il 5. Ho preso un 6, mi hanno messo 6 in pagella, basta così. Applauso. Grazie. Ok, grazie Edoardo. Io ovviamente non ho saltato interrogazioni perché ero uscito da mo', ma no, in realtà c'era durante il set, l'episodio simpatico, uno degli sceneggiatori, non loro, Dario,
che praticamente passava le giornate sul set a studiare, salvo poi quando serviva a modificare la sceneggiatura tornava in sé. No, in realtà ecco, in quei giorni di set la cosa veramente eroica che hanno fatto è che, visto che hanno scelto loro una sceneggiatura notturna, come avete visto, andavano a scuola al mattino dalle 8 alle 13 e poi il pomeriggio dalle 15 a mezzanotte erano con noi e il mattino dopo a scuola. Per 3 giorni di fila. Dopo mezzanotte. Sì. 3 giorni di fila, così. Applausi? Ok, io volevo sapere una cosa, questo era il mio pensiero poi. Tutti e due i vostri corti, ovviamente, comprendono, no, comprendono questi ragazzi, no? E è un progetto grande su questo. E vedo, almeno con questo io, è che sì, ci sono degli utilizzi, delle tecniche, non lo so, degli scioglimenti, ok. Penso anche poi che siano stati propedeutici al loro, diciamo, a imparare, no, queste tecniche, queste cose. Però vedo che, ho visto che viene anche rappresentata, tra virgolette rappresentata, un po' questa generazione, dei tratti di questa generazione molto giovane, con delle, non lo so, con dei tratti. Forse ho detto tratti 2 volte, no, scusate. cioè, caratteristici. No, mi sto esprimendo veramente male, però per dire... Grazie. Tra l'altro c'è la pizza per noi dopo, adesso che vedete Ah, che ok. la stiamo mangiando. Stanno mangiando una pizza. No, vabbè, voleva essere una... Da cosa nasce questo? Cioè è anche più una volontà di non fermare un momento, ma nel senso esprimere questa cosa di ok, questa generazione, perché ok, questa è la generazione, no, dei telefoni, dei social network e bla bla bla, delle feste in discoteca, delle sigarette elettroniche, no? Ci sono tutte queste cose qui, oppure sono cose che i ragazzi hanno voluto mostrare di sé, o mi interessa molto questa cosa in realtà, non lo so. Esatto, Se voi anche che l'avete scritto pensate che sia giusto il modo in cui è stata rappresentata, o se non lo so, ho finito. Quindi chi vuole, certo. Posso dire una cosa che hai detto tu una volta? Fidati. Allora sì, effettivamente sì, almeno nel nostro... Vabbè, allora, parlo io che non faccio parte della loro generazione, poi sono curioso... Di un anno. Eh? Sei di un anno nella generazione Z. No. Come no? Vabbè. Ci chiamiamo Gen Z, però non siamo tutti Gen Z. Sì, allora, secondo me c'è molto di loro, tra le righe ovviamente, perché è un'opera di finzione, però c'è molto di loro. Dico una cosa che ha detto lei, tra l'altro, ancora in tempi non sospetti, cioè quando stava partecipando alla masterclass di sceneggiatura, e a un certo punto la sceneggiatrice, la formatrice della masterclass, Marianna Cappi, nel cercare di, insomma, stimolare un po' l'individuazione del soggetto, un po' la sceneggiatura di base, aveva creato una discussione appunto sulla storia, sul messaggio, e diciamo si era creata una discussione interessante tra di loro, perché almeno a me era arrivato forte il messaggio che volevano in qualche modo dire qualcosa di loro, non solo nel senso che venisse da loro, ma anche della loro generazione. E non solo io, ma anche gli altri che li stavano ascoltando abbiamo avuto un po' l'impressione che stessero parlando della loro generazione quasi come se non ne facessero parte, con uno sguardo molto consapevole da fuori, che ad esempio io alla loro età non penso di aver avuto. E lei in particolare ha detto una cosa molto, a me è rimasta impressa, perché in questa discussione ha detto, non so se poi a distanza di un anno ti ci ritrovi, però che la loro generazione ha perso la capacità di meravigliarsi e di stupirsi delle cose. Cosa? Vuoi commentare? Addirittura non E mi è rimasta impressa questa cosa, e il tema, noi abbiamo dato
prima non l'ho detto, nel cortometraggio semplicemente la cornice tematica, cioè il fatto di parlare di bellezza in qualche modo. Poi il resto, qualche magari suggerimento come il luogo, eccetera, però per il resto è stato interpretato da loro. E questo, diciamo, questa attenzione alla bellezza un po' delle piccole cose, delle relazioni, viste con l'occhio di una persona del passato, in grado di far stupire, di far meravigliare, diciamo un po' così. Io l'ho molto collegato a quella discussione che era venuta fuori, e questo secondo me è uno dei tratti che emergono come l'importanza. Il cortometraggio parla di relazione alla fine, e quindi anche l'importanza dei legami che si possono creare da parte di chi, soprattutto altro tema che era venuto fuori fortissimo in quella prima discussione, era stata la pandemia, in maniera anche divisiva, nel senso che per alcuni era stato un trauma ancora che si portavano avanti, per altri invece una cosa, sì, è successo, adesso guardiamo avanti, eccetera. E però alcuni di loro non sono qui, però alcuni ci hanno detto che per dire è stata la prima vera esperienza di socializzazione che hanno avuto dopo la pandemia. E quindi questo tema, ecco, cioè ci sono tanti elementi che secondo me compongono un po' dicono molto della generazione che ha creato il cortometraggio. Poi, discorso della meraviglia, diciamo, me lo sono tenuto perché quando siamo stati a Torino noi sapevamo da 2 settimane di aver vinto il premio, ma gli ho lasciato lo stupore, l'hanno saputo praticamente in diretta. Mentre perdevamo il treno. Esatto, mentre perdevamo il treno. Però è stato bello, ecco, vederli meravigliarsi di qualcosa anche in quel contesto. Per me è stato un po' un cerchio che si chiudeva, vedere lo stupore negli occhi loro. Grazie. Dico qualcosa io? Sì, io dico anch'io una cosa. Sì. Allora, sulla generazione non saprei veramente risponderti. Da noi è successo che c'erano più o meno un 4-5 idee possibili, venute soprattutto da un ragazzo ma condivise, e poi aveva intrigato molto questa della paura, che ognuno ha coniugato un po', cioè sono venuti fuori vari discorsi, varie osservazioni sui modi diversi di vivere la paura, cosa può rappresentare la paura, ma soprattutto sulle singole persone rispetto alla paura, per come sono diverse magari l'una dall'altra. E in effetti in fase di scrittura avevamo lavorato molto sui personaggi, quindi quello che reagisce in un modo, quello che reagisce in un altro, e c'era di più di come poi viene fuori a lavoro finito questo aspetto più anche psicologico, e anche avevamo pensato, sì, ho detto avevamo, insomma, perché poi abbiamo collaborato un po' tutti, ma a una specie di, come di dibattito tra chi era veramente impaurito e non osava uscire dalla stanza, da quella classe, e chi invece avrebbe voluto provare ad uscire a vedere cosa erano questi spari. Ecco, non so se si coglie proprio tanto tutta questa ideazione che c'era stata dietro dal risultato finale, però era stato un po' questo, l'hanno vissuto forse più a livello di singole persone, come di singoli approcci possibili alla paura e sul tema della paura. Non so quanto possa essere generazionale sta cosa, però insomma ecco, questa era la riflessione che li aveva tanto coinvolti, questo un po'. E poi vabbè, questa cosa finale del cinema nel cinema. Certo. Grazie. No, allora io non ho partecipato attivamente alla fase di scrittura, per cui io naturalmente facendolo e vedendolo poi montato, naturalmente mi sono chiesto quale potesse essere anche sullo sfondo il significato del corto che i ragazzi volevano restituire, quindi è una lettura più mia, e che ha a che fare con questa specie di proiezione un po' distopica rispetto al futuro, no? Che molto spesso, ed è questo mi pare che io leggo, ecco, questa è la mia lettura del cortometraggio, essere spesso il frutto di paure indotte più che di paure reali, no? Senza che questo rientri nella categoria del complottismo, voglio dire, però è vero che la percezione che ho io, anche per il mestiere che faccio, è quella che i ragazzi spesso vivano delle paure che sono più suggerite dalla nostra generazione che paure
reali loro. Ecco. Il fatto che alla fine questa paura, questi spari siano di fatto il frutto di una finzione, mi pare che restituisca questo e rende anche, come dire, alleggerisce anche il finale e lo rende forse anche un po' grottesco, un po' ridicolo per certi aspetti, no? Grazie. Io ero curioso perché relativamente al vostro cortometraggio ho cercato il backstage, no? L'ho visto, ho visto un po'. Bellissimo anche il backstage, tra l'altro. Fatto sempre da loro. Capito come c'è entrambi, sia la ribalta che la retroscena. E ho visto un po', no? Il fatto che nella pagina, insomma, del vostro corto c'era anche una sezione dedicata ai commenti, penso, degli studenti e delle studentesse sono stati selezionati alcuni che davano una loro opinione, insomma un loro parere su quello che è stato lavorare a questo progetto, e ce n'è uno relativamente a quello di cui avete parlato finora, quindi anche di paure, di Covid e di generazione, che mi ha colpito molto e che mi ero segnato e che vorrei un attimo leggere, perché secondo me tratta di un tema che è proprio molto recente. Contestualizzo solo un attimo. Vai, certo. Questi commenti sono stati fatti perché alla fine del progetto abbiamo chiesto, in parte anche durante, così chiedendo, soprattutto perché i giornalisti hanno scritto degli articoli, quindi alcuni sono stati intervistati anche dai giornalisti, ma poi a conclusione del progetto abbiamo chiesto a tutti un feedback sulle attività in maniera anonima, per cui a tutti gli studenti è stato inviato un questionario con delle risposte multiple, poi una risposta facoltativa aperta in cui si chiedeva commento sull'esperienza o suggerimenti futuri. Quindi, infatti è anonimo che ha scritto questo, non so minimamente chi l'abbia scritto, però ha scritto questo, è l'ultimo commento che ho letto, che ho trovato, e dice: grazie a questo progetto siamo riusciti a ritornare definitivamente a una totale normalità, fatta di socializzazione, esperienze, emozioni, ricordi e spensieratezza. E a me ha colpito tantissimo perché, comunque l'argomento Covid ha colpito tutti in maniera differente. Cioè l'isolamento, lo stare a casa, l'interrompersi dei rapporti, la scuola, almeno per quanto nel mio caso le superiori siano state veramente toste. Però comunque è bellissimo, adesso sembra veramente, no, che 22 anni ma parli chissà chi, no, è bellissimo perché si creano, penso anche per gli insegnanti, no, bellissimi rapporti con gli studenti e le studentesse, anche tra di voi conoscere persone è un momento veramente ottimo secondo me per la socialità, e è tanto importante secondo me in una società la scuola, o comunque uno spazio condiviso dove trovare altri coetanei o altre coetanee. E sempre rimanendo sull'idea un po' di generazione, no? Anche la canzone degli psicologi ad esempio è un bel ritratto delle fragilità un po' che può avere una generazione. A me premeva fare una domanda agli adulti, però invece in questo caso, e chiedere, secondo voi, com'è stato lavorare con persone così giovani, e quali sono o qual è la caratteristica che più vi ha colpito di queste nuove generazioni, sia positive che negative? Cedo il microfono a voi, parla chi vuole però ovviamente. Non so, ho l'impressione di dire cose troppo serie stasera, però anche questa mi costringe anche a una risposta seria, anche forse un po' retorica se vogliamo, nel senso che io personalmente vivo, non so, lo dico, io vivo il mio ruolo da insegnante e lo vivo bene, perché quando entro in classe per me è soprattutto uno scambio. Cioè non la vivo come dire io che vado ad insegnare qualcosa a loro. Ecco, poi magari succede, spero, in qualche modo succeda, ma la vivo anche al contrario. Cioè ho il grandissimo, enorme privilegio che alla mia età ho un contatto quotidiano con dei ragazzi di 17 e 18 anni, che è un privilegio che nessun altro mestiere ti dà. E che vuol dire che la percezione che ho io, che sono una persona che ha più di 50 anni, hai, come dire, la sensazione quotidiana di che cos'è un giovane oggi, in qualche modo. Poi è sempre più difficile per me perché il gap, ahimè, aumenta sempre di più, però è un privilegio straordinario. Non so se ho risposto alla tua domanda, però io la vivo così e credo valga anche per Paola, vale anche per Gaia, ed è quello che alimenta anche la quotidianità di un insegnante che
se entra in aula solamente per, come dire, per comunicare il suo sapere disciplinare, alla fine diventa una tortura il nostro mestiere. Sì, condivido pienamente, è proprio quello il bello, di stare con i ragazzi che sono belli e di scambiare delle cose. Io quest'anno ho 2 classi, in una riesco molto, faccio vedere film e sono contentissima. Ci siamo visti tutta la meglio gioventù in una sesta ora del mercoledì, a pezzi, però insomma le 6 ore le abbiamo viste. Un'altra classe invece in cui faccio fatica e così, questo per quanto riguarda me personalmente quest'anno, però sì, lo scambio è la cosa più bella e rispetto al progetto io ho sentito molto questa cosa nel documentario, perché lì veramente, come un po' dicevo prima, i ragazzi sono entrati tantissimo e noi non lo pensavamo perché avevamo anche un po' paura, mentre appunto col corto c'è stata tutta un'elaborazione in fase di scrittura, è venuto proprio da loro, insomma, tutto sto... Col documentario abbiamo un po' dovuto imporre l'idea di partenza. E c'era un pregiudizio da parte loro iniziale. Sì, all'inizio infatti sì, e poi invece quando siamo già del sopralluogo nel quartiere, lì a cominciare a parlare con le persone diverse, giovani, anziani, i ragazzi sono proprio entrati e per noi anche, credo possiate anche Gaia, insomma, condividere sta cosa, cioè eravamo come tutti sullo stesso piano, noi, ma non solo noi fra studenti e docenti, ma anche con queste persone che, diciamo, tra virgolette intervistavamo. È stata veramente un'esperienza, sì, anche lì 3 giorni, ma intensissimi, cioè questa è una cosa che anch'io mi porterò proprio dentro, quell'esperienza lì. Grazie. Vai. È una domanda molto bella e mi fa un po' strano rispondere circondato da loro. Poi... Una pressione, come sempre. Sì. Poi magari girerei anche la domanda a loro sul com'è stato trovarsi con persone più grandi di loro. Ma mi sono venute in mente tante cose adesso, dopo che hai fatto la domanda. La risposta più semplice sarebbe che è stato molto bello. I motivi sono vari. E da un lato è stato anche un po' strano per noi, associazione di comunque persone ancora catalogabili come giovani, e perché diciamo che all'esterno, quando organizziamo il festival, cioè siamo noi, sì, siete associazione di giovani che organizza, sosteniamo i giovani, che bello che i giovani sono attivi, eccetera, eccetera. E fare una cosa invece in cui eravamo noi gli adulti, diciamo, con delle persone veramente giovani, in questo caso di 10, come minimo 10 anni meno di noi, è stato stimolante per noi, perché appunto per una volta un po' questo stereotipo un po' che da fuori avevamo, che a noi ci è sempre stato stretto essere considerati l'associazione di giovani, cioè sì, bello, ma anche no a un certo punto, cioè considerateci per quello che facciamo, a prescindere dall'età. E quindi il fatto che sia venuto meno un po' questo, cioè che abbiamo potuto operare senza essere visti come i giovani, è stata una cosa interessante, ecco, su questo. Però questo, ecco, riguardava più noi. E come è stato con loro, è stata innanzitutto una sfida, perché per come era stato costruito il progetto, che dava molta rilevanza alla loro partecipazione, e poteva anche essere un buco nell'acqua, perché se alle masterclass si fossero candidati 20 ragazzi anziché 90, sarebbe andato in un altro modo. Era il primo anno del progetto, era il primo anno che si proponeva un'iniziativa di cinema in queste scuole, era la prima volta che 5 scuole superiori venivano coinvolte in un unico progetto, e per cui loro non lo sanno, ma sono stati delle cavie e in questo senso è stata una sfida, e quindi la risposta è stata una carica di energia anche per noi, perché è stato, diciamo, un entusiasmo che ha chiamato entusiasmo, e quindi sì, oltre che bello è stato sicuramente entusiasmante. È stato anche sorprendente per quanto mi riguarda, perché
adesso magari entro anch'io un po' negli stereotipi, però insomma, se dovessimo attenerci a quanto diciamo si sente nella pubblica opinione dire diciamo della loro generazione, insomma, diciamo che stride un po' con quello che abbiamo visto e sentito questa sera, ecco, diciamo così. Ed è stato sorprendente, però non tanto perché si è andati contro degli stereotipi, ma vedere come un progetto che era nato da noi, da un'associazione, da un cinema, da un cineforum, poi, correggetemi se sbaglio perché non vorrei mettervi in bocca insomma parole che non sono vostre, però di fatto è stato un po' sentito loro, il progetto, il cortometraggio, in tutte le occasioni di presentazione loro ci sono, ci si alterna eccetera, perché comunque uno non può magari essere a tutti, però ci sono e non perché qualcuno li costringa, ecco. E quindi diciamo il fatto che si siano sentiti chiamati in causa, si siano sentiti protagonisti di una cosa, penso sia uno degli aspetti più belli di questo progetto. Si sono appassionati man mano, si sono sentiti responsabili man mano. Durante il set c'era la ragazza che ha fatto la segretaria di edizione che si accorgeva di cose di cui noi non ci rendevamo conto, e quindi quando dico protagonisti dico insomma veramente erano lì, erano sul pezzo e ci credevano quanto noi ed erano preoccupati quanto noi quando c'erano cose di cui preoccuparsi, dal meteo ai tempi, alle scene da tagliare, per cui anche noi ci siamo sentiti sullo stesso piano loro. E quindi ecco, è stato sorprendente da questo punto di vista, perché il progetto ha un po' preso vita anche in loro e penso sia la cosa più bella, ecco. Grazie. Aggiungerei una cosa. Beh, prima applauso per Hermes, assolutamente. Ognuno dia un applauso. Anzi, lui se ne meriterebbe davvero tantissimi, perché ha mantenuto tutto, ha rotto le scatole a ogni preside, a ogni professore, e ci vuole coraggio per farlo. E quindi sì, un grande ringraziamento va soprattutto a lui, anche a Marco, ma soprattutto a Hermes, da parte penso proprio di tutti. Altra cosa, una cosa che ho apprezzato moltissimo è il fatto della libertà che ci hanno dato, che non era scontata, soprattutto perché avevano detto questa edizione dell'associazione era riguardo la bellezza, e quindi anche scrivendo pensavamo di avere proprio un tema su cui basarci. E invece la prima cosa che ci hanno detto durante le masterclass di sceneggiatura è stato proprio non pensare al tema, scrivi quello che ti viene, l'idea che ti nasce spontanea, in collaborazione con tutti gli altri. E quindi anche durante la preparazione e le riprese non c'era uno che ti diceva cosa fare, ognuno aveva il proprio ruolo e ognuno aveva la propria responsabilità e la propria indipendenza, il che è anche quasi come uno stage lavorativo tra cioè, da un certo punto di vista, insomma. E quindi aver preso proprio la propria indipendenza devo smettere di dire un certo punto di vista. Ha fatto crescere ognuno di noi, e penso di dire l'opinione di tutti, e anche pensare che adesso sto parlando con un microfono davanti a tanta gente, ed è la prima volta che lo faccio perché mi sono sempre tirata indietro le altre volte, è un'esperienza, anche propriamente questa per me è una grande esperienza che è stata resa possibile sia ovviamente da tutta l'associazione, le scuole eccetera, ma anche da noi stessi, e la volontà di fare qualcosa e non vedere solamente il progetto come saltiamo ore di scuola, ma anche averlo preso in considerazione seriamente, e che ce lo dicono continuamente, non è stato scontato che avessero preso così tante scuole e averci dato anche la possibilità di usare le ore di PCTO per questo motivo. E quindi un altro ringraziamento. Grazie mille. Allora, la regia ci comunica che siamo in chiusura. Ma prima di passare al format, chiedo un fuori programma di 1 minuto, 2 minuti, in cui faccio la domanda canonica che amo agli ospiti che vengono, cioè
ci sono stati degli aneddoti, dei fun fact divertenti dietro la realizzazione dei vostri corti? Se ce ne sono, ce ne potreste raccontare qualcuno, ahimè in breve, per piacere, grazie. Chi vuole parli, io lascio... Ok, prima loro, se ce ne sono... Gioele, hai qualche... Divertenti, non so. Beh, anche non divertenti. Un aneddoto. Forse... Aspetta. Riprendendoci a quello che dicevano loro delle luci, anche noi abbiamo fatto le riprese in 3 giorni e noi abbiamo fatto le riprese al tramonto, quindi la luce cambiava di continuo in ogni istante e quindi è stata davvero tanto dura e la fine in realtà ovviamente non è un'alba perché abbiamo fatto le riprese la sera, era un tramonto e abbiamo cercato di ricreare un po' le luci dell'alba e questa cosa delle luci, gestire le luci è stato molto molto difficile e forse questo. Ok. Mi viene in mente qualcosa di divertente. Ok. Se vi ricordate la scena della macchina, allora lì c'erano gli aerei che passavano sopra, ma proprio tutto il tempo. Inoltre il nostro bellissimo, stupendo protagonista, nonché Leonardo Fuser, sì, salutiamo, non riusciva ad accendere la macchina. Abbiamo rigirato quella scena come, non lo so, una trentina di volte praticamente, e con lui che sotto aveva il microfono mentre stava tirando qualche bestemmione che non riusciva ad accenderla, per poi dopo essersi girato verso di me dopo aver visto il corto e farmi: ma sul serio tutta quella fatica per non vedere neanche che la macchina che si accende? Bellissimo. Quindi quello è una cosa che... un altro, ne ho un altro. Vai. Nel mentre che mangiano il kebab. Freddissimi. E inoltre la protagonista, la nostra amica Maddalena, che salutiamo anche lei, lei è schizzinosa con il cibo e se si notano i dettagli di lei non riesce a mangiare il kebab. E quindi lei ha odiato quella scena, la odia. Non hai mangiato il kebab, cioè tipo... Lo stava mangiucchiando proprio a filo, quindi... Scritta dalla sua amica poi? Sì, no, la scena del kebab, l'avevi scelta tu, la scena del kebab. Io invece ho un ultimo fun facts. Il buttafuori, il bellissimo buttafuori baffuto, è il mio caro professore di grafica, si chiama Albertin. Un saluto. E l'ho scelto personalmente solo per i suoi bellissimi baffi. Amo queste cose. Grazie a voi. E nel vostro caso ce n'è qualcuno proprio in chiusura prima dell'ultimissima cosa? Cioè, non so se qualcuno di voi abbia notato, no, forse è la stessa cosa che vuoi dire tu. No, cioè, nell'ultima inquadrature, sullo sfondo, ci sono 2 vestiti da zombie. Li avete visti? Sì, con le... No, basta. Basta. No. Allora, intanto sono 2 che non sono dell'80 dei ragazzi del progetto, ma sono stati presi così a caso. Erano lì che non facevano granché, detto venite a fare. E poi la sera prima questi non fare gli zombie, ma come li trucchiamo? E allora, oddio, ma ci serve il cerone, allora... Chi va? Allora io ho detto, se volete posso andare io, non so, erano tipo le 5:30, 6, non so. Ma dove? Allora dai cinesi a prendere sto trucco. Ma insomma, tutta una storia, poi non lo trovavo, allora chiamavo lui. Ho chiamato te che intanto eri in treno, è arrivato a Pordenone. Ho messo in magazzino le robe del carnevale. Ah sì, è vero, che no, perché sono solo carnevaleschi, allora qua insomma, tutta una storia, poi non mi ricordo bene. E dopo abbiamo trovato invece una cara del progetto, la Chiara, che ha detto: ma io sono bravissima a truccare, quindi non so, aveva forse e anche il sangue, cos'era la storia? Sì, perché il sangue. Che il Matteo, quello rosso dei capelli, è saltato fuori che aveva del sangue a casa, non so perché, non mi ricordo. Però, cioè, il sangue finto. Sì, zombie, cioè.
non cambiava nulla. Delle cose, caratteristiche dell'universo. Sì, esatto, dell'universo del cinema, della fiction. Ok, Così. Sai cosa mi è venuta? Una veloce, però che non c'entra col corto, ma c'entra con il documentario che appartiene allo stesso progetto. Eravamo lì nel quartiere, avevamo la camera, stavamo inquadrando, era un'inquadratura fissa sull'architettura, sulla strada. Ad un certo punto, guardando nel mirino della camera, vediamo un personaggio che si avvicina fino ad arrivare davanti alla camera e quello che ci ha minacciato perché aveva il timore che noi stessimo riprendendo lui e allora voleva proprio romperci la camera. Sì. Era molto aggressivo perché San Liberale è anche conosciuto a Treviso come un quartiere un po' difficile, nel senso che ci sono incontri persone anche così, insomma, non ordinarie, diciamo così. E non mi ricordo neanche bene come ce la sia. L'abbiamo disinnescato. Immagino abbia anche usato parole veramente gentili. Pesantissime, Okay. pesantissime. È A tipo- spacco. Ah, ok. Cioè, così Disfatevi però. di questi filmati, per favore, vi scongiuro. Tira fuori la pellicola. No, era la gara pellicola. No, dicevi, non mi ricordo dov'è il pulsantino per far uscire. Allora, il film di venerdì scorso Era? invece è stato girato in pellicola a Roma e il regista ci ha detto che loro hanno girato questa scena in Roma Termini, in periodo Covid, Roma Termini deserta, ovviamente fuori legge perché era proprio periodo restrizioni massime. E quindi loro, super punk, sono andati lì a girare questa scena comunque. Sono arrivati i poliziotti, che salutiamo, e che hanno detto tipo cosa stai facendo? E loro hanno detto stiamo girando qui. E loro gli hanno risposto vabbè, almeno fatecela vedere, fateci vedere cosa avete girato. E loro hanno detto è in pellicola, la dobbiamo sviluppare, no? E quindi loro si sono un attimo disorientati. Allora, Adesso è stato il contrario, quindi è bellissimo. Sebastiano, possiamo un attimo. Possiamo chiudere. Gen Z condanna ogni sopruso alle forze dell'ordine. Questo sì, no. Non sia mai ogni forma di mancanza di rispetto. Chiamo i carabinieri, ha detto. Gli ho detto che chiamiamo noi i carabinieri. Cazzo, tipo la forma di ordine principale. Non sia mai. Allora, esatto. decretiamo. Grazie mille. Siamo in chiusura. Questa volta veramente, Allora, ve lo garantiamo. Assolutamente. Esatto. Allora, meno di 6 e mezzo Non è accettabile. non è No, accettabile. ti si abbassa la media. Non è accettabile. Meno di 7 non si può. Ma dai, Seba. Non è vero, non è vero. Ti darà il voto invece ti darà il voto che ti meriti. Questa è la verità. È giusto, perché è giusto così. Allora, format finale della serata. Andrà benissimo l'interrogazione. Non siete pronti perché giustamente non vi abbiamo preparati a questa cosa. Ma se vi sono piaciuti piaciuti Paura fuori e una notte da ricordare, amerete. E questo è il punto in cui voi dovete consigliare un film. Brevissimamente. Proprio esatto, partiamo. Io consiglio da chi Ritorno vuole. al futuro, non so se era una citazione, quella tipo della lettura sulla tomba. Ritorno al futuro parte 2. Decidete voi. A testa, vai. Legato, Va bene anche una serie? un film legato al vostro. No, legato al vostro lavoro che abbiamo visto adesso. Cioè, scusami, perdonami. Se vi è piaciuto Paura fuori, amerete un film che magari può ricordare, che Deve magari vi ha centrare? ispirato, eccetera, eccetera. Ok, parte chi vuole. Non c'entra molto, però è stato bellissimo il finale di Loki. Io sto guardando una serie bellissima che si chiama A Murderer at the End of the World. Beh, io a sto punto lo riguarderei, cioè... cioè, se vi... Se vi è piaciuto potete riguardarlo 2 volte. È su YouTube. È su YouTube, potete anche condividere e mettere like. Sì. Greg è una notte da ricordare.
Vado io? Vabbè, io faccio una cosa scontata. Un documentario di Marco Zuin. Tipo, il teatro vive solo se brucia. Dobbiamo sponsorizzare Zwin tutto il tempo. Allora, no, io... Non potete farmi una domanda del genere? Invece possiamo. Ok, allora dico... allora, uno dei miei 3 film preferiti, L'attimo fuggente. Sempre per sempre. Tra l'altro film preferito di Gabri. Esatto. Gabriele era il mio passaggio per tornare a casa questa sera. Shout out. Se qualcuno va verso Piomino Dese. Allora, io Grazie. super coerente con la serata. C'è una piattaforma online che si chiama Nowness, non so se la conoscete, e che è piena di corti, di piccole perle. Una di queste è un corto che parla dell'adolescenza e dell'amicizia, che ha come protagonisti 2 ragazzini. Il titolo è Fauve, Fauve in francese è belve. L'ho visto con i miei studenti e dai miei studenti sono emerse delle riflessioni meravigliose su questa piccola perla. Grazie mille. È una piattaforma gratuita per cui chiunque può... Grazie. Forse non l'ha vista neanche Paolo. Incredibile. Momento. Comunque ho trovato una peggio di me, ho conosciuto una che sta a Padova che vede, vabbè. No, a me veniva in mente, ma non c'entra un po'. Il film l'ultimo di Gondry, L'invenzione di sogni, mi sembra che si intitoli, che è troppo forte, sai, così un po'. Il libro delle risposte, forse. Sì, forse. Ok. No, sì, Bello, io non... molto bello, molto Libro delle risposte, dai, comunque l'ultimo suo di Gondry. Ok. Grazie a tutti e a tutte. Facciamo spammare l'applauso a chi li ha spammati per tutta la sera. Verissimo. Applausi. Grazie.